è gestita senza loro. Eccoci qua insieme, siamo ritornati in onda. Come vi avevo anticipato, ci ha raggiunto anche Andrea Cereser, che è coordinatore regionale di Avviso Pubblico, sindaco di San Donà di Piave. Grazie di essere qui con noi. Allora, abbiamo iniziato a comprendere alcune dinamiche che non si può negare non destino parecchia preoccupazione, perché abbiamo visto fin dove sono penetrate le mafie, ovvero in tutti gli ambiti produttivi strategici. Abbiamo saltato la contraffazione delle merci, che è un'altra piaga, quindi hanno ramificato nel nostro territorio, sono dentro anche la pubblica amministrazione, perché altrimenti certe cose non si possono fare, come diceva il sindaco, certi permessi, certe agevolazioni, certe commutazioni anomale in zona grigia devono esserci, hanno attecchito facilmente, quindi è stata una delocalizzazione che è avvenuta a ragion veduta, quindi una grande complicità di un territorio che non è stato acquiescente, ma ha accettato questo. Vorrei che lei spiegasse anche ai nostri telespettatori che cos'è Avviso Pubblico, perché conoscerlo, spero che abbiano sentito la parola avviso pubblico, però forse non hanno la consapevolezza di che tipo di attività questo comporti. Beh, comincio con una definizione semplice, anche se poi insomma, va approfondita. Diciamo che potrebbe essere considerato il corrispondente di Libera, che lavora soprattutto con le organizzazioni private e con i cittadini, nell'ambito invece della pubblica amministrazione. Infatti noi tante volte abbiamo sentito parlare di Libera, anche di beni confiscati, in cui c'era appunto invece Avviso Pubblico il parallelo, però pubblica amministrazione, cioè ovvero? Sì, anche se in realtà molte delle amministrazioni, oppure se si vuole anche dei riferimenti nazionali di Avviso Pubblico, hanno alle spalle un'esperienza vissuta con Libera e poi appunto trasferita nell'amministrazione pubblica, dove Avviso Pubblico costituisce una rete di amministrazioni che essenzialmente ha l'obiettivo, attraverso un investimento in cultura, di cercare di arginare quelli che sono i problemi che riguardano appunto la possibilità di infiltrazione mafiosa nei territori, che essenzialmente dipende da tre fattori. Il primo, una cattiva amministrazione, il secondo, la corruzione, e il terzo, diciamo, l'attività criminogena organizzata. Questi sono i tre livelli con cui normalmente si diffonde a livello di territorio anche il fenomeno mafioso. Cattiva amministrazione significa ad esempio regole non eque che garantiscano la concorrenza trasparente e corretta da parte di tutti, ad esempio, gli interlocutori in un affidamento di un servizio o in una gara d'appalto. E questo è già un primo tema. Chiaramente poi fare cultura significa per prima cosa rendersi conto che anche se al nord la mafia non spara e quindi non ha, diciamo, quell'elenco lungo di vittime che invece magari sono più tipiche di altre realtà del sud, in realtà non significa che non sia presente. Ci sono delle condizioni che favoriscono chiaramente l'infiltrazione mafiosa. Ci sono delle situazioni che vanno conosciute e riconosciute, laddove appunto l'ente pubblico deve sicuramente porre in atto quegli anticorpi che impediscono che ciò avvenga. Prima sentivo insomma, che avevate già elencato le situazioni dove normalmente questo può avvenire. E sono tante. E sono tante e adesso sono diverse rispetto a 10 anni fa. 10 anni fa c'era ancora un boom edilizio importante, con rischi di speculazione fortissimi. Adesso questa situazione è molto diversa, ma non significa che chi ha l'interesse in qualche modo, ad esempio, a rimettere in circolo dei soldi che sono frutto di proventi illeciti, non utilizzi appunto strumenti alternativi e diversi. E questi vanno conosciuti. Faccio un esempio perché negli incontri che stiamo avendo in giro per il Veneto, coinvolgendo amministratori, nella figura della parte politica, ma anche ad esempio dei comandi di polizia locale, piuttosto che degli altri funzionari o dirigenti dei comuni, ci vengono spiegati da chi appunto è esperto e segue il settore alcuni fenomeni. Ne cito uno. Vi siete mai chiesti perché alcuni negozi sopravvivono negli anni anche se vedete pochissima gente che va a visitarli? Com'è possibile? Sì, questa è una cosa che penso tutti abbiano notato. Ecco. Com'è possibile? Com'è possibile? In molti casi, che chiaramente sono stati studiati, riconosciuti e poi chiaramente anche hanno portato ad azioni della magistratura, in molti casi sono attività che in qualche modo lavano denaro sporco. Quindi quello che è il frutto di illeciti, soprattutto legati
al mondo della droga, di fatto vengono battuti come scontrini virtuali. Diciamo, l'attività criminogena accetta addirittura di pagare un 30-40% di tasse purché ritornino in circolo. E questo è solo un esempio. Un altro esempio può essere quello delle sponsorizzazioni alle associazioni sportive o culturali, soprattutto sportive, che spesso non hanno corrispondenza tra quello che dichiara, che ne so, il versamento e quello che effettivamente viene conferito e incassato. E questo è un altro esempio. Tra l'altro, insomma, ci dicevano che proprio la possibilità di addirittura appropriarsi di società sportive è uno dei fenomeni che vanno monitorati con molta attenzione. Caspita, cioè proprio radicalmente presenti nel tessuto sociale. Sì, diciamo che, ripeto, pur senza gesti eclatanti come l'attentato o l'omicidio, insomma, che sono quelli che fanno notizia, di fatto sono presenti nelle nostre città. Ed è più corretto parlare di mafie che di mafia. Nello specifico, ad esempio, nella situazione del Veneto c'è una realtà importante di 'ndrangheta, insomma, nella parte soprattutto occidentale della regione, quindi il veronese. C'è un'attività più legata... Che si occupa di cosa, nel fattispecie? Ma l'elenco di attività sono quelle che sempre venivano quelle, citate tutto, cioè prima. di Poi tutto, ci sono quindi. delle specializzazioni sia per quanto riguarda l'illecito, sia per quanto riguarda poi i tentativi di rimettere sul mercato del denaro che è stato poi lavato. C'è una presenza di camorra importante, insomma, parliamo da Padova, dove i giornali nelle ultime settimane hanno dato evidenza di fatti significativi. Parliamo anche di mafie straniere, quindi anche attività gestite da stranieri presenti nella nostra realtà, sia europee sia anche asiatiche. Che cosa ne dice rispetto a quello che voi avete studiato, state analizzando? Volevo collegarmi su quello che diceva il sindaco, soprattutto su due aspetti. Dobbiamo tenere presente, per esempio, che è molto importante la percezione. I cittadini, soprattutto quelli della nostra zona, percepiscono molto una criminalità diffusa, microcriminalità, più che una criminalità organizzata. Quindi il problema oggi è la microcriminalità. Quello che tocca da vicino. Loro si stanno confrontando sì con il problema della sicurezza, ma soprattutto da dove dipende la sicurezza. Quindi perché si è sviluppata questa insicurezza? Si parlava di mafia e poi casomai lo affrontiamo. Ecco, e quindi il primo problema è questo, creare la coscienza civica che il nostro territorio non è escluso dalla presenza di criminalità organizzata di stampo mafioso. Il secondo problema è saper scendere dalla presenza di questo fenomeno, perché se andiamo avanti in questo modo va a finire che tutto è mafia. E invece non è così, perché se poi c'è tutto è mafia, niente è più mafia. Chiaro? Quindi dobbiamo effettivamente si rischia di legalizzare un sistema illegale. Collocare nel giusto tassello le criminalità organizzate che provengono da attività mafiose e quelle che invece sono comuni. La terza cosa che io vorrei affrontare e che abbiamo più volte affrontato nei nostri incontri anche con le scuole eccetera, è la questione dei diritti. La criminalità organizzata di stampo mafioso punta soprattutto a togliere i diritti, oltre a occupare il territorio e quindi sostituirsi a chi invece ha competenze sul territorio, sia amministrativo che economico che sociale, a barattare i diritti. Allora la prima questione è proprio culturale, far capire che i diritti o sono tali, e quindi non vanno negoziati, ma non vanno neanche chiesti se non sono tali, ma non vanno neanche comprati, cioè non ci deve essere la disponibilità di pagare per avere la concessione edilizia, o ti spetta o non ti spetta. Quindi questo è il primo problema su cui avviene lo scambio tra l'attività criminosa e chi occupa anche uffici di una certa importanza su cui si infila l'eventuale corruzione, che poi abbiamo visto il fenomeno quanto è diffuso. Quindi è un problema culturale del rispetto delle regole, ma soprattutto della illegalità che si sta diffondendo come mezzo e la disponibilità di comprare anche a quello che non ci spetta. Quindi questo è il primo grande problema che occupa uno spazio enorme che è quello della scuola, dell'educazione
e della cultura anche delle persone, di chi oggi fa un lavoro normale. Ecco, questo è il primo problema che hanno in mano loro, che credo hanno anche difficoltà a venirne fuori, perché oggi gli enti locali sono bersagliati dal basso, perché i cittadini individuano solo loro responsabili, dall'alto, perché stanno diventando in maniera impropria la lunga mano di uno Stato sempre più centralista, che individua i comuni come enti locali di amministrazione dello Stato più che un ente locale di governo. E quindi diventa un problema molto serio, soprattutto se vediamo che il malaffare che si sta diffondendo anche nella corruzione avviene proprio per questo, nell'incapacità e nell'impossibilità di enti locali a controllare quello che sta avvenendo, perché le leggi sono centraliste. Fine. Ecco, di tutto questo ragionamento che ha una sua logica, poi tanto stiamo parlando di togliere i diritti, lo dovrei sottolineare, oppure percezione di assenza di diritti che hanno anche i cittadini. I cittadini si sentono defraudati di tanti diritti, di mancanza di Stato anche, proprio quando si parlava di reati minori, no, di delinquenza spicciola, il cittadino reclama giustizia, reclama sicurezza, reclama presenza dello Stato è presente in altro modo fiscale se vogliamo, oppure centralistico con altro, ma non nella tutela dei cittadini. Di tutto questo c'è la consapevolezza a livello governativo centrale di quello che sta succedendo, che poi una volta che voi, povere pedine che state prodigando in modo forte per fare qualcosa, non avrete più la possibilità di fare perché magari il fenomeno è degenerato, come è avvenuto peraltro nel sud, non ci sarà più niente da fare? O è già troppo tardi, ormai siamo già irrecuperabili? Diciamo, perché noi lo sappiamo bene, non abbiamo la percezione della realtà effettivamente, se non in base a quello che è concesso sapere. Allora, io sono sindaco da poco più di 1 anno e mezzo e non accetto il ormai è troppo tardi, anche perché se non avessi diciamo, l'ottimismo, che non è frutto della volontà, ma insomma anche di una serie di convincimenti, che c'è una prospettiva di miglioramento, non sarei qui. È vero che c'è un clima di sfiducia generale nei confronti delle istituzioni, credo che però questa tendenza vada invertita a partire da quell'ente che è più vicino ai cittadini, che è l'amministrazione locale, e quindi a partire dai comuni, che in questo momento insomma, godono forse di un po' di fiducia in più e che ancora rappresentano, insieme al Presidente della Repubblica, un po' l'istituzione a cui far riferimento. E quindi i comuni e i sindaci devono assumere con le proprie amministrazioni un ruolo anche per ripristinare quello che è l'immagine, quella che è la reputazione dell'amministrazione pubblica, con una serie di atti. Io ne cito un paio, ad esempio l'importanza di considerare che non tutto quello che la legge consente di fare è anche opportuno fare. Vanno dati dei segnali, per cui sia nelle nomine ad esempio di persone adenti, piuttosto che nel riconoscimento di ruoli o di favori a determinate situazioni, anche quando la legge te lo consentisse, magari non è proprio il caso di farlo, perché sono situazioni che in qualche modo ledono dei diritti di equità a cui la gente, i cittadini giustamente aspirano. E questo è un tema. Nel caso del Veneto, tra l'altro, dove la Regione nel 2012 ha emanato una legge, la numero 48, che di fatto invita le amministrazioni pubbliche, insieme anche ad ANCI e insieme anche ad Avviso Pubblico, a diffondere questa cultura del diritto e della legalità. E questi due temi vanno insieme anche come strumenti proprio per contrastare la corruzione. Questo sforzo che stiamo facendo di toccare le province con una serie di seminari, dove anche far parlare le esperienze che hanno avuto dei riscontri positivi, con un confronto sulle buone pratiche, in modo da poter diffondere appunto anche quelli che possono essere dei comportamenti virtuosi, è sicuramente stata un'iniziativa da ripetere e da incentivare. Quindi il tema del diritto, che riguarda il cittadino ma riguarda anche il pubblico, sicuramente deve essere portato al centro dell'azione amministrativa, per cui oggi un amministratore non deve solamente preoccuparsi di fare le cose e di raggiungere l'obiettivo, ma anche di come fare le cose.
Anche a chi affidare le cose da fare. Ecco, il come fare riguarda anche le regole dell'affidamento, insomma. Sappiamo che su alcune di queste situazioni ci sono dei margini dove si creano comunque dei favori e magari per ottenere in cambio insomma, determinati privilegi. Faccio un esempio, ad esempio avere come sponsor di campagne elettorali delle aziende che hanno dei rapporti consolidati con l'amministrazione per la quale ci si candida, è una situazione che la legge consente pur nella trasparenza delle informazioni, ma che non è opportuno, perché in qualche modo qualcuno mi chiederà un ritorno per quello che è stato un investimento, un appoggio, eccetera. Ecco, questa è una situazione che va in qualche modo contrastata. Avviso Pubblico ha redatto una carta, un codice etico per la buona politica, che propone agli amministratori e alle amministrazioni, che fissa l'asticella un po' più in alto rispetto a quello che la legge prevede, perché quello che è un obbligo di legge è un obbligo di legge e non si discute, ma che può essere, diciamo, considerata come punto di partenza. In alcuni casi è anche impegnativa, chi la sottoscrive ad esempio si impegna per un determinato periodo di tempo dopo che ha cessato la carica di amministratore di non avere comunque privilegi da aziende che sono state beneficiate durante il suo mandato. Ad esempio invita a non cumulare cariche, perché questo è un altro vizio tipicamente italiano. Invita ad esempio a considerare a termine il proprio incarico, per cui non è che uno possa passare da una sedia all'altra e si dimentichi di quello che è il lavoro vero. E quindi sono indicazioni che è opportuno che un amministratore consideri e poi si impegni anche a sottoscrivere. Ecco, però è difficile trovare persone, ce ne sono per carità poche, veramente poche, che non hanno accumulato cariche, che non sono passati di seggia in seggia. È grandemente dura, viene da dubitare di chiunque. È dura, però partiamo da questi pochi, perché uno dei problemi che ha avuto la politica italiana è proprio il fatto che uno considera il suo status come ormai raggiunto Acquisito. e intoccabile e non consente che ci sia un ricambio di persone che devono entrare e fare un periodo di esperienza dedicandosi alla comunità e poi tornando a fare il proprio lavoro. Se ci fosse questa regola avremmo una politica molto diversa. C'è un altro aspetto che secondo me andrebbe valutato e quindi informato anche. Sono sottoposti quotidianamente a pressioni. Il sindaco non ve l'ha detto, ma lo dico io. Chi questi sono gli amministratori? Gli amministratori locali, sì. i sindaci, sono continuamente, quotidianamente oggetto di pressioni esterne. Tant'è che in Italia abbiamo 360 intimidazioni. Certo, sì. Già. E quindi l'intimidazione avviene come regola se non riesce a sfondare in qualche maniera. Quindi io direi sono al fronte, ma è così. E l'altra cosa che dobbiamo sfatare, che ormai è diventata un'opinione comune, è che sono i politici i responsabili di tutto. E questo non è vero, perché da anni ci sono responsabilità precise, politiche, tecniche e giuridiche. E quindi ci sono queste responsabilità che non vengono esercitate. Uno dei problemi seri che ha l'amministrazione pubblica è proprio esercitare le responsabilità e far capire che le responsabilità si devono assumere chi ce le ha. Io ritengo che quella zona grigia certe responsabilità le hanno e le esercitano male. Tutto qui, quindi se si infiltra le criminalità organizzate in questo settore è proprio per questo. Poi le responsabilità vengono scaricate sui politici e questo non è giusto, quindi va fatto chiarezza anche su queste cose. Io non è che abbia particolare simpatia per i politici, quindi soprattutto in questa fase, però va detto le cose come stanno. Abbiamo delle esperienze e delle situazioni che ormai stanno emergendo preoccupanti su come si sta commissariando il Paese. Oggi siamo in presenza di commissari nominati dal Ministero degli Interni e sono tecnici, mica politici, e stanno gestendo la cosa pubblica al posto dei politici. Ma non è che si sia ridotta la corruzione. Quindi lei dice che in casi eclatanti di cui siamo anche a conoscenza, di commissari importanti, non è sanificante la cosa. Cosa ne dice anche lei? Magari...
potrebbe non essere sufficiente. Potrebbe non essere sufficiente. E cosa si può fare però per evitare, perché allora se la figura politica diciamo così, scelta, incardinata istituzionalmente, ha mancato gravemente, c'è stato tutto un disastro che si è venuto a creare con ripercussioni per i poveri, poi alla fine gli ultimi sono sempre i soliti cittadini che vanno a pagare il tutto con mancato successo di certe operazioni, però metti questa figura tecnica, teoricamente dovrebbe risolvere, ma non è in grado, cosa puoi fare? Secondo me c'è un concorso di responsabilità, per cui i politici hanno le proprie responsabilità, ma anche i cittadini che li hanno eletti, questi politici. Per cui secondo me un tema importante è che il cittadino, dopo che ha nominato una persona, chieda conto dell'operato di questa persona. E questo non è molto comune. Responsabilità e rispondere in quasi tutte le lingue europee hanno la medesima radice. E quindi chi ha un compito di responsabilità deve essere anche in grado di dire, quando ha fatto una determinata azione, ha compiuto una scelta, di dire a chi lo ha in qualche modo eletto perché lo rappresentasse, quali sono i motivi che lo hanno spinto e quindi riuscire a rendere conto appunto di queste scelte. Dopodiché è vero che tutta la parte ad esempio normativa, sto pensando al tema del Mose che non è Sud Italia, il Mose è Venezia. E questo, come dire, questa moda o questa strategia per cui, ad esempio, si giustifica con l'urgenza il fatto di saltare le regole è una prassi diffusa, parliamo del Mose, ma anche in Expo sicuramente il rischio è altissimo proprio per questi motivi, giustificandolo appunto solo con lo scopo di poi favorire determinate persone. E quindi questo concorso di responsabilità che attiene al cittadino in qualità di elettore, al politico e a chi scrive le leggi, deve in qualche modo essere portato alla luce e ci deve essere un'attività di come dire, presa di coscienza rispetto a questi fenomeni. Ecco, non è, anche lei è stato sindaco, per cui... Sì, prego, no, dica. Questa questione qui, ma volevo solo allargarla un attimo dicendo che la piaga oggi che sta emergendo è quello della corruzione, dell'infiltrazione della criminalità all'interno delle grandi opere. E quindi il fatto di non mutare la direzione, ma continuare ad andare in questa direzione, a noi ci preoccupa. Cioè il decreto Blocca Italia, che lui diceva non sempre le leggi sono giuste, incentiverà. E sarà ancora più difficile controllare con i mezzi che ci sono cosa succederà nelle grandi opere, perché le grandi opere sono state concepite saltando i comuni, perché la legge obiettivo salta pari pari i comuni sulle decisioni, sulla partecipazione, sul controllo, ma anche sugli strumenti che i comuni si sono dati dal punto di vista urbanistico. Questo è inconcepibile sotto il profilo del governo del territorio, perché ci decidi in un'altra parte cosa succede nel tuo territorio. E quindi poi ci dobbiamo stupire. Ecco. La questione poi che il sindaco giustamente poneva, io credo che dovremmo anche cominciare a dire che il sindaco non è più chi amministra il comune e basta. Il sindaco è quello che rappresenta la cittadinanza, soprattutto rappresenta i cittadini. Perché abbiamo visto, e lo stiamo anche oggi verificando, che si può amministrare un comune anche senza sindaco. Lo fanno i commissari, lo fanno i funzionari, eccetera. La figura del sindaco è qualcosa di più. E allora, secondo noi, riteniamo che vada riscoperto quello che oggi viene sottovalutato, che è l'etica pubblica, che il sindaco ha. Nessuno ordina al sindaco di candidarsi, non c'è un dottore che dice devi farlo. Lo fa perché lo sente, quindi è un impegno civico che mette a disposizione dei cittadini secondo un'etica, altrimenti farebbero un altro lavoro, giusto? Ecco. Certo, assolutamente. L'etica pubblica e l'etica personale deve essere automatica, non si deve regolamentare con legge. Lo so, ma se ci troviamo in una realtà un po' difficile. Dopodiché viene anche la morale, certo. Ma la morale è una cosa diversa, ma l'etica è una questione che va posta come cultura della politica. Se non abbiamo questo è difficile poi affrontare i tempi. Infatti, assolutamente. Torniamo su questi temi, andiamo in pubblicità rapidamente e poi siamo con voi.